la crisi della speranza dei giovani, il fatto che avremo e avremo sempre più una scuola per ricchi e una scuola per poveri, un'università per ricchi e un'università per poveri, il fatto che i processi di mobilità sociale sono bloccati. Ma con tutti questi problemi non voglio farla lunga, ci siamo e siamo in grado di confrontarci. Mi sembra che le istituzioni si stiano confrontando. E infine mi avvio in conclusione. La crisi che viviamo è una crisi sociale e culturale, è una crisi che tende a sfilacciare lo stesso tessuto della comunità, della società. Cioè, sono desueti o superati gli istituti tradizionali della nostra comunità, dello stare assieme. Però lo erano anche prima. Quegli istituti venivano allora, negli anni di cui parliamo, sostenuti dai nuovi istituti, dal nuovo modo di stare assieme, i partiti, i movimenti, il sindacato, la capacità dei grandi soggetti politici con cui e nei quali abbiamo vissuto e siamo cresciuti. Ma tutto questo si sta sfaldando. Torniamo alla folla solitaria, siamo sempre più individuali e individualisti. Come si fa a rimettere assieme, a ricucire e a ritessere la trama e l'orbito di soggetti che possano rendere il popolo protagonista? Perché il problema è questo: i partiti sono le organizzazioni popolari che portano il cittadino nello Stato, i sindacati le organizzazioni popolari che portano il cittadino nel mercato, ad essere nello Stato e nel mercato protagonisti. E al di là dei partiti, dei sindacati, tutti i vari movimenti di allora, pensate alla cooperazione, pensate al movimento studentesco, il modello di politica che stiamo vivendo, il modello di società, i modelli culturali che esasperano sempre di più l'individualismo, l'egoismo, il consumismo, chiamatele come vi pare, rischiano di essere adesso anche queste parole logorate e desuete, perché ci abituiamo a quello. Ma se ci arrendessimo di fronte a queste vicende, se accettassimo la crisi della politica, la crisi dell'economia, la crisi della società, la crisi dei movimenti come un fatto ineluttabile, il destino, qualcosa di cui non possiamo fare niente, noi il futuro che ci prepariamo sarà un futuro molto simile al Medioevo o agli anni e ai secoli che ci hanno preceduto, è molto meno simile ai tempi che avevamo pensato, tempi di libertà, tempi di giustizia, tempi di benessere, tempi di serenità, tempi dello Stato di diritto. Nino, non solo lui, ma Nino su queste cose ci ha fatto delle lezioni. Leggere il libro è un fatto singolare. Mi auguro, Matteo e Fausto, che ci sia un secondo volume sui discorsi parlamentari che integrerebbe. Ma insieme a loro, penso a tutti coloro che come Nino e come gli altri, venendo da culture diverse, di matrice socialista, autonomista, dei PC di allora, dei Mario Melis, eccetera, hanno combattuto e si sono anche combattuti, ma alzando sempre, se mi consentite l'espressione sportiva, l'asticella. La sfida doveva essere sempre più alta, il confronto era più alto. Ecco, a me sembra che questo oggi non avvenga. Se non reagiamo, se non ci appropriamo dei valori, se non recuperiamo gli insegnamenti, se di questi insegnamenti non ci sentiamo veri e responsabili per renderli vivi e vitali, allora le celebrazioni rischieranno di smontarsi e sembreranno davvero solamente un fatto di cerimonia. Noi non vogliamo che sia così, perché se fosse così significa che ci arrenderemo a quello che sta succedendo, a chi controlla i partiti e nomina i parlamentari. Ma è possibile pensare a un Parlamento di nominati? È una democrazia. Ci arrenderemo a chi occupa la politica e ne fa egemonia perché controlla tutti i mezzi di comunicazione di massa. Se c'è qualcuno che gradisce questo sistema, avrà pazienza, ma io mi scandalizzo. Non è nel mio DNA, non è nel nostro DNA. Non credo che la democrazia è una parità di confronto di idee, ma quando il confronto è falsato
allora le regole sono truccate, non c'è più democrazia. Allora queste cose, se noi non diciamo che il futuro dei giovani non dipende dall'assistenza del potere, ma dalla capacità che avremo di garantire la crescita culturale e poi anche la crescita professionale, e come premessa di avere una pienezza di diritti di cittadinanza e quindi di politica. Se non ci confrontiamo su questi temi e se non ci mettiamo in discussione su questi temi, e se non riscopriamo ognuno di noi la fatica della democrazia, la fatica dello studio, la fatica, lo dico ognuno per l'età che ha, per il tempo che ha, che gli è dato di vivere, però se non riusciamo a fare e a accettare e a metterla in chiaro la vera sfida che stiamo vivendo, e la vera sfida che stiamo vivendo è che i valori riescono a dare i valori veri, alti, che sono la solidarietà, che sono la giustizia, che sono la fratellanza, che sono la libertà, possono fare giustizia e possono affrontare e confrontarsi con gli altri modelli di vita che ci vengono proposti. Se non accettiamo questa sfida e se non sapremo dire ai giovani che alla fine la vita è degna di essere vissuta, se questi valori sono in campo e sono in grado di riempire la vita, se noi non accettiamo queste cose, e se accettiamo invece, se pensiamo di essere già sconfitti in partenza, noi avremo dimenticato e anche tradito Nino e tutti quelli che ci hanno preceduto. Vi ringrazio anche a nome vostro, naturalmente. Vedo che anche questa generazione qui sul tavolo è entrata in Europa, perché hanno